Berlino Fruit Logistica per raccontarvi allora questo progetto di questi tre consorzi dei radicchi veneti, 3 IGP, che si mettono insieme per la prima volta in Italia. Questo succede e siamo con il presidente del consorzio del radicchio di Verona IGP. Allora, presidente Ambrosi, grazie ovviamente per questa sua testimonianza. Mettere insieme tre consorzi IGP vuol dire superare le gelosie, superare anche quella malafede tante volte che uno può avere con l'altro, la paura, ecco, forse la parola giusta è superare la paura di stare insieme. Superare le barriere del vecchio sistema di andare da soli, e da soli in questo momento non si può andare, dobbiamo andare insieme, insieme andremo col Veneto, insieme andremo con i radicchi veneti. Vi mettete insieme, avete lanciato qui da Berlino una progettualità che lei poc'anzi ha messo nelle mani delle istituzioni. Sì, abbiamo messo nelle mani della Regione Veneto perché noi siamo veneti e con questo il progetto dobbiamo portarlo avanti con l'istituzione. La nostra regione sicuramente crede in noi crediamo nella Regione Veneto. E se uno le chiede qual è il radicchio più buono? Ma tutti e tre io penso che ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha tre eccellenze, no? Certo, ognuno ha il suo territorio e ognuno andrà a coronare i nostri tavoli sia italiani che esteri. Ecco, l'obiettivo infatti è anche il mercato straniero, no? Insieme per avere più forza. Noi eravamo tre consorzi che rappresentiamo il territorio, unendosi rappresenteremo sicuramente una forza maggiore per penetrare il mercato di tutto il mondo. Allora, grazie Presidente per questa testimonianza, noi ci fermiamo qui, ci guardiamo insieme un altro servizio di cronache trevigiane e poi continuiamo ancora da Berlino, ancora parlandovi di radicchi veneti, a tra poco. APVF, l'associazione produttori ortofrutticoli veneto-friulani, è una delle realtà del settore più autorevoli a livello nazionale. Circa 3.000 produttori agricoli costituiscono il cuore pulsante di APVF, che confeziona e commercializza le loro produzioni. Si tratta di vere eccellenze dell'ortofrutta, alcune delle quali a marchio IGP, che trovano spazio nei mercati tradizionali di casa nostra, ma anche in Europa e fuori dai suoi confini. Oggi APVF continua ad investire sulla qualità per garantire a clienti e consumatori prodotti certificati e garantiti, guardando al futuro con positività. Si guarda il futuro con positività perché c'è una base sociale molto coesa, molto vicina all'azienda. Stiamo investendo molto in macchine, in impianti e il nostro obiettivo è quello di ridurre la filiera tra il produttore e il consumatore e quindi noi andremo sempre più vicino al consumatore finale con un prodotto finito. Lo stesso presidente Rossi conferma la volontà dell'Associazione di Produttori Veneto-Friulana, che ha la sua sede principale a San Polo di Piave, di guardare al mercato quindi con la volontà di costruire una filiera corta. Raccolta diretta, si lavora qui in confezioni da 4, 6, 8 dipende, cassettine da 1 kg, 2 kg e si manda subito in distribuzione. E questa è una garanzia di prodotto fresco, di qualità e genuinità. Dal campo alla tavola con prodotti tipici nostri. Abbiamo cambiato strategia, non si va più alla grande distribuzione attraverso un'azienda di servizi, ma si va in diretta attraverso i produttori. I produttori fanno della differenza e il territorio ci aiuta molto per questa differenza. APVF quindi resta legata alla propria missione, che vede in cima alla lista delle priorità la soddisfazione dei suoi soci produttori e dei consumatori finali. La sfida e la vittoria passa attraverso un prodotto e un territorio. Noi abbiamo dei prodotti IGP, dei prodotti meravigliosi. È importante che i consumatori acquistino i prodotti di stagione e questa è una garanzia. Rientriamo in questo studio ideale di cronache trevigiane dedicato a Fruit Logistica Berlino, a questo nuovo progetto dei radicchi veneti, 3 consorzi IGP insieme. Siamo con Maurizio Conte, che saluto con una stretta di mano, assessore all'ambiente di Regione Veneto, che ha tenuto un po' qui a Berlino a battesimo questa idea che tra poco si concretizzerà proprio a Venezia. Assessore, cosa ne pensa? Un consorzio che dimostra la capacità dei nostri imprenditori, soprattutto del territorio, di far squadra. L'obiettivo di razionalizzare quelle che sono le risorse, soprattutto nella promozione, di quella promozione di prodotti di qualità, come sono appunto i vari tipologie di radicchio, che sono fondamentali anche per una valorizzazione di un mercato che deve guardare soprattutto a un prodotto di qualità.
legandolo proprio al valore in più che può dare il territorio. L'agricoltura di qualità poi significa un ambiente di qualità. Un ambiente di qualità che vuole essere appunto anche di promozione stessa del prodotto, quindi legare quello che può essere il nome del Veneto, una regione che vuole essere all'avanguardia anche per quanto riguarda la tutela del territorio e dell'ambiente, significa avere prodotti che nascono in una terra che ha la giusta valorizzazione e soprattutto la giusta attenzione anche sotto l'aspetto della qualità. Infatti ad esempio c'è un prodotto, il radicchio rosso di Treviso, che nasce in riva al Sile, questo parco meraviglioso, un fiume meraviglioso, e questo per un assessore all'ambiente sono fiori all'occhiello, no? Le sorgenti del Sile sono le sorgenti appunto di tutti i nostri fiumi, di tutti i nostri canali che portano e vogliono portare acqua pura e di qualità. Quindi anche qui un aspetto nel legare quella che è anche l'azione della regione stessa, che magari non può sostenere direttamente il prodotto con quello che possono essere risorse sempre risicate, ma vuole puntare però sul sostegno in quella che è la qualità ad esempio dell'ambiente, che è fondamentale per dare quel prodotto che deve essere veramente il fiore all'occhiello della nostra regione. Allora, grazie Assessore, grazie per questa testimonianza. Noi ci fermiamo qui, un servizio di cronache trevigiane, e tra poco le conclusioni quindi da Fruit Logistic di Berlino. A tra poco. La direttiva Bolkestein, una norma europea recepita dal governo italiano, promette di cambiare radicalmente il mondo del commercio al dettaglio e di quello ambulante. A Masera è stato organizzato un convegno per conoscere meglio la nuova normativa. Ai nostri microfoni il sindaco di Masera, Daniele De Zen. Noi abbiamo voluto sviscerare questo argomento questa sera a Masera, logicamente, coinvolgendo appunto comuni limitrofi e quant'altro, perché il problema non è solo di Masera, è appunto un problema diciamo generale. L'economia va come va e appunto la vediamo in crisi, quindi cerchiamo appunto di capire direttive e quant'altro. La direttiva rappresenta una novità per i commercianti veneti. La nuova normativa, se mal applicata, potrebbe favorire i grandi gruppi a discapito delle piccole e medie attività. Presente in veste di relatore il consigliere regionale e presidente della terza commissione sul commercio, Luca Baggio, che sottolinea l'impegno della Regione Veneto per tutelare gli esercenti locali. La Regione Veneto non ha mai smesso di dire che al centro del cuore economico vi sono i piccoli commercianti come i piccoli artigiani, e quindi di fondamentale importanza per la crescita della nostra regione. E su questo continuiamo a batterci, perché crediamo innanzitutto che vada mantenuto ciò che in tanti anni abbiamo creato. Il commercio è un'area di esclusiva competenza regionale e la Giunta si prepara a varare una nuova legge in materia. Sentiamo in merito l'assessore regionale all'economia e allo sviluppo, Maria Luisa Coppola. E se vogliamo una nuova legge, quella che andremo a scrivere, di programmazione più che una legge semplicemente legata al numero delle domeniche piuttosto che ai metri quadri ancora da poter programmare. Noi vorremmo che in qualche modo non si restringesse solo a questo genere di ragionamento, ma che fosse una legge che in qualche modo guarda all'Europa, guarda alla programmazione, guarda a un'agenda 2020 anche per il Veneto, e che soprattutto continui a valorizzare e a rendere economicamente valide quelle proposte commerciali che fino adesso hanno fatto grande il nostro Veneto. Per le conclusioni di Cronache Trevigiane ancora dalla Fruit Logistic di Berlino abbiamo voluto fare questa panoramica su questi tavolini magici. In questo caso avete visto il presidente di Treviso Mercati che sta parlando con un giornalista, ma qui vengono anche firmati i contratti con i buyer stranieri che vengono alla Fruit Logistic. E Paolo Manzana ancora del consorzio del radicchio, come è andata allora questa presentazione? Che sensazioni ha avuto, Presidente? Io ho avuto una sensazione estremamente positiva. Prima alla conferenza del lancio di questo nuovo consorzio dei radicchi veneti ho visto tantissime persone, tantissimi giornalisti interessati, giornalisti che rappresentano un po' il mondo dell'ortofrutta a livello mondiale. Essere riusciti a portare anche la RAI qui con questo progetto è segno che è un'innovazione in agricoltura. Sì, è un'innovazione, ma è la soluzione di un'aspettativa.
l'aspettativa di noi agricoltori, che vogliamo vedere promossi e valorizzati i nostri radicchi, le nostre produzioni di qualità. Sappiamo che serve anche la massa per andare nei mercati, quindi tanta produzione. È possibile che magari anche fare un container che contenga tutti questi radicchi insieme permetta di penetrare i mercati con più forza? Abbiamo visto qui a Fruit Logistica che le altre nazioni non dormono. E noi come Italia abbiamo il dovere di imporre le nostre produzioni a livello internazionale e appunto per fare questo dobbiamo essere uniti e forti. Ecco, uniti e forti. Lei ha voluto ringraziare pubblicamente Regione Veneto per la sensibilità nei confronti di questo progetto, con un altro progetto, un altro step di questo progetto, ovvero quello di andare a Venezia e siglare questo patto d'intesa con il Presidente di Regione e con l'assessore di comparto. Abbiamo bisogno della benedizione delle istituzioni a livello regionale e abbiamo bisogno dell'accompagnamento anche poi economico di questa nuova strada, insomma. Allora, io ringrazio ovviamente per queste conclusioni, una stretta di mano conclusiva e quindi forza ai radicchi veneti. Noi ci fermiamo qui e ci rivediamo la prossima settimana con altre puntate che vi parleranno ancora di Fruit Logistica, ma anche di una tradizione veneta, quella che riguarda il maiale, e parleremo anche di tanto territorio della marca trevigiana. Prossima settimana, stessa televisione, stesso orario. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.